Il tema della catechesi di questa sera è fare spazio a Dio. E questa idea di fare spazio a Dio può assomigliare molto al momento magari drammatico per alcuni, ecco, di dover mettere ordine all'interno del proprio armadio o dei cassetti della scrivania. Non ci sta più nulla dentro l'armadio e per farci stare delle cose nuove bisogna fare ordine. Non trovo più una carta che mi serve, allora comincio a buttare via tutte le carte inutili che si sono accumulate finché non salta fuori il documento che cerco. È questo il senso di fare spazio a Dio? Trovare posto per una cosa nuova tra le tante altre che nel frattempo si sono accumulate nel mio armadio? Ricercare una cosa sepolta tra le tante inutili che si sono accumulate perché adesso mi serve? E questo fare spazio a Dio? Può essere che spesso accada così nella vita delle persone. Uno finalmente ha fatto la fantomatica esperienza spirituale che gli cambia la vita, il pellegrinaggio chissà dove, una certa esperienza di servizio, le evangelizzazioni notturne, tutto quello che può esserci, torna a casa entusiasmato da quello che ha vissuto e poi cerca di incastrare Dio tra le tante cose del suo armadio. Dura 1, 2, 3 giorni e poi alla fine il caos dell'armadio è peggio di prima. Un altro invece cosa farà? Si troverà ad affrontare un momento di crisi più o meno serio, un imprevisto, un dolore, un'incertezza, non sa come fare. Allora si mette a rovistare tra le tante cose inutili per cercare dove ha lasciato a Dio che adesso gli serve. Lo riesuma tra i dépliant dei corsi di yoga, le brochure delle palestre, le pubblicità delle navi da crociera che ti portano a salutare tra i fiordi della Norvegia il sole di mezzanotte. E ecco allora che cominciano rosari, novene, santini in ogni dove. L'emergenza finisce. E allora, per riprendermi, dovrei farmi un fine settimana tra i vigneti della Val d'Orcia. Per rilassarmi da tutte queste tensioni, dovrei andare a fare la cromoterapia tra le scogliere amalfitane. E Dio se ne ritornerà seppellito più in basso di prima. Questi qui hanno fatto spazio a Dio? Direi proprio di no. Perché no? Perché ogni volta che ricorriamo a Dio per gratificare qualche impellenza epidermica o per tappare qualche buco che si crea nella nostra esistenza, in realtà non facciamo alcun spazio per Lui, ma solo esaltiamo il nostro egocentrismo strumentalizzando Dio. Perché per far spazio a Dio bisogna che ci lasciamo sorprendere nella nostra intima e radicale e spesso inconfessata a noi stessi miseria. Se l'esperienza spirituale straordinaria o un certo momento di crisi fanno questo, come talvolta accade, allora Dio ha trovato spazio nella tua vita, altrimenti no. Tu ti servi di Dio per una contingenza, ma Lui non trova spazio in te. Allora, per cogliere cosa sia questo fare spazio a Dio, ci sono 2 pagine del Vangelo che possono aiutare. La prima è questa, la chiamata dei primi discepoli, secondo il racconto di San Luca, che è il Vangelo in realtà di domenica scorsa. Allora, sulle rive del lago di Gennesaret ci sono 2 barche accostate alla riva e nei pressi Simone e i suoi soci stanno sistemando le reti. Tra di loro grava un pesante silenzio nel quale si affollano pensieri di delusione, vergogna, stanchezza, rabbia, rivalsa.
per la notte trascorsa inutilmente a pescare. E su questo clima giunge il rabbì di Nazaret attorniato da una folla numerosa. Giunge tra i pescatori, come lo scocciatore che non ci voleva. Giunge come il gaudente che ti fa pesare il suo successo mentre tu mandi giù il boccone amaro del tuo fallimento. E questa presenza rende ancora più amaro il boccone da mandare giù. In più, con questo rabbì c'è tutta la folla del paese di Cafarnao che arrivano e vedono il fallimento di Simone e vedono che non hanno pescato nulla. E quindi possiamo immaginare gli sguardi maliziosi e le voci. Gli è andata male, non hanno preso nulla. In questa situazione che per Simone è orribile, delusione, rabbia, vergogna, Gesù sale sulla sua barca. Il Signore Gesù trova spazio nella vita di Simone, anche se lui in quel momento non avrebbe nessuna intenzione di offrire il vuoto della sua barca al Signore. Avrebbe preferito nascondere la sua vergogna stando lontano dagli sguardi indiscreti. Avrebbe preferito riempire quel fastidioso vuoto sfogando la sua rabbia contro i soci, che probabilmente accuserà Simone del fallimento di quella notte. E invece no, la presenza del Signore lo obbliga a stare con lui nel vuoto, nella delusione. Dio trova spazio nel vuoto del fallimento. Un pescatore che trascorre una notte senza prendere un pesce è l'immagine di una vita fallita, di una vita che non serve a nessuno. La barca è inutile, la rete è inutile, il pescatore stesso è inutile. È la condizione questa del pescatore che ha trascorso inutilmente la notte a pescare, di colui a cui è stato strappato il senso della propria vita e che grida disperato il proprio dolore. Solo qui, solo ora, Dio trova il suo spazio. Perché? Perché lo spazio non glielo fai tu. Lo metto qui, lo incastro tra queste cose, starebbe bene messo qua, come se fosse un quadretto gli troviamo il posto nella parete tra i tanti quadretti di casa mia. Lo spazio di Dio non si fa per ottimizzazione dello spazio esistente. Lo spazio per Dio non si risolve comprando gli accessori dell'arredamento dall'IKEA. Bisogna che uno nelle vicende della sua vita sia portato a sbattere la faccia contro la sua impossibilità di darsi il necessario. Bisogna che uno faccia l'esperienza bruciante di non essere all'altezza del senso della propria esistenza. Allora tutto quello di cui si è riempito, l'esistenza svanisce. E Dio trova il suo spazio in questo vuoto. Veniamo all'altra pagina del Vangelo, l'incontro tra Gesù e la donna samaritana. Allora, Gesù con i 12 sta tornando dalla Giudea alla Galilea e passa quasi necessariamente per il territorio della Samaria. Già da molte ore Gesù con i 12 è in cammino. La stanchezza del viaggio e la calura della giornata, ormai è mezzogiorno, ci racconta l'Evangelista, obbligano a sostare nella città di Sicar. Gesù siede all'ombra nei pressi del pozzo di Giacobbe, mentre i discepoli si sono recati in città per comprare da mangiare. In quell'ora, mentre il caldo soffoca e la luce del sole è accecante, giunge una donna portando un'anfora vuota. Gesù le dice di avere sete e lei si sorprende che un giudeo domandi da bere ad una donna samaritana, perché tra giudei e samaritani c'è inimicizia. Inizia un dialogo tra i due, in cui la sete di Gesù disvela
l'arsura del cuore di questa donna. A un certo momento, appunto, scopriamo nel corso di questo dialogo che la donna ha avuto 5 mariti e ora vive con un sesto uomo che non è suo marito. Ecco che la Samaritana scopre il suo vuoto, cerca l'amore e non ha mai conosciuto cosa sia amore. Gesù si rende bisognoso, assetato, affamato per rivelarci il nostro bisogno, la nostra sete e la nostra fame. E quando la donna samaritana non può più nascondere questa sua condizione, Gesù le può dire: sono io che ti parlo, colui che risponde al tuo bisogno, che allevia la tua sete e sazia la tua fame. Tanto che, dopo che Gesù le ha detto questo, annota l'Evangelista, la donna lasciò la sua anfora lì, nei pressi del pozzo, lasciò la sua anfora vuota. Quel vuoto incolmabile che urgeva nel profondo del suo cuore, quella necessità di essere amata, e che in tanti modi sbagliati e disumanizzanti ha cercato di colmare, ecco, quel vuoto così immenso trova l'unico capace di riempirlo. E l'anfora, che diventa a questo punto simbolo di tutti gli sforzi dannosi con cui questa donna ha cercato di riempire il suo vuoto, resta lì per quello che è, inutile. E tutti noi cerchiamo di riempire questo vuoto che c'è nell'intimo di noi con un'anfora, che è l'anfora della Samaritana. E questa anfora appunto è il segno di tutti i tentativi insufficienti, dannosi e di cui magari anche ci vergogniamo perché sono contrari alla nostra nobiltà, alla nostra bellezza, ecco, di riempire questa sete infinita che geme in noi. Dio in Gesù Cristo si fa assetato nei pressi dei pozzi nei quali, nelle ore più improbabili della giornata, inutilmente andiamo a riempire la nostra anfora. E quando finalmente un giorno gli diamo retta, troveremo in Lui quello che sempre abbiamo cercato e dimenticheremo l'anfora vuota nei pressi di questi pozzi. Lo spazio che Dio cerca in te ha questo carattere di ciò che è incolmabile dalle forze dell'uomo. Infatti Gesù dice alla Samaritana: chiunque beve di quest'acqua, cioè dell'acqua del pozzo, avrà di nuovo sete. Avrai sempre sete se continuerai a riempire la tua anfora chissà quali pozzi. Ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. E perché tu possa accorgerti di questo carattere incolmabile del bisogno che geme nel tuo cuore, Gesù stesso si fa bisognoso, perché nel suo essere mendicante di te, tu possa scoprire il tuo bisogno di Lui. Pushkin, in un componimento poetico, il Profeta, ha questi versi folgoranti per la nostra riflessione, che leggo. Dice il grande poeta russo: oppresso dalla sete spirituale, solo vagavo in un cupo deserto, allorché un serafino con 6 ali m'apparve ove il cammino era più incerto. Cosa ci sta dicendo Pushkin? Laddove l'incertezza ormai mi impedisce di andare avanti, perduto e solo nel cupo deserto che mi circonda, quando ormai la sete ha portato al limite la mia sopravvivenza, ecco irrompere l'ardore sfolgorante del serafino.
mi sono chiesto, ma perché ha messo il serafino Pushkin? La risposta è abbastanza semplice tutto sommato, perché secondo l'ordine delle gerarchie angeliche che ci è stato tramandato dallo pseudo Dionigi, Areopagita, i serafini sono le creature angeliche della prima cerchia o gerarchia, cioè quelli che stanno direttamente in contatto con il volto di Dio, gli angeli che sono direttamente al cospetto di Dio. E la luce e il calore dei serafini non è altro che l'espressione della carità divina che costantemente contemplano. Quando faccio l'esperienza della mia povertà, l'inutilità di Simone, l'incapacità della Samaritana a riempire la sua sete d'amore, quando cioè finalmente la storia concreta della mia vita ha compiuto la sua missione, mi ha decentrato, mi ha relativizzato, ecco che proprio in quel momento sono sorpreso da Dio che manda in soccorso per me il suo angelo più nobile, il serafino, che rivela al mio cuore la luce e il calore dell'amore di Dio. Nel momento della mia più misera povertà faccio l'esperienza della carità di Dio. La mia più misera povertà è lo spazio in cui si rivelano la luce e il calore dell'amore di Dio. Per la Samaritana tutto ciò è stato lo spazio di una parola. Il Signore le ha detto: sono io che parlo con te. E il vuoto del suo cuore è stato riempito di una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Nella sua sete ha scoperto la sete che Cristo ha di lei e questa l'ha dissetata. Nella tua sete tu scopri la sete che Cristo ha di te. E per Simone tutto ciò è stato lo spazio di una parola. Il Signore gli ha detto: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. E il vuoto della sua barca si è riempito della generosa sovrabbondanza di Dio. Dice l'Evangelista, fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si riempivano. Nella sua inutilità Simone ha ricevuto la missione che renderà magnifica la sua esistenza. Non temere. D'ora in poi sarai pescatore di uomini. Laddove noi soffriamo la nostra inutilità, lì il Signore ci aspetta per darci la missione che dona bellezza alla nostra vita. Lo spazio di cui Dio ha bisogno nella tua vita è lo spazio di una parola. Ma in quella parola la luce e il calore del serafino con 6 ali illumina e infiamma il tuo cuore. Quindi fare spazio a Dio è vivere tutto in questa predilezione che Dio ci rivela. Noi scopriamo la predilezione di Dio per noi proprio nel momento in cui il nostro cammino si fa più incerto. E quando scopriamo questa predilezione non c'è bisogno di fare ordine né in armadi né in scrivanie, perché ci sarà spazio solo per Lui. E Dio ha trovato spazio proprio lì io dove soffro la mia indigenza. Capisco finalmente la mia verità, non basto a me stesso. Allora finalmente Dio entra nella mia vita con la sua parola e dice: ecco, sono io l'unico che può bastare, che basta al tuo bisogno.